Prima il vertice in prefettura, poi il sopralluogo nelle zone più colpite dall'acqua granda, la seconda più alta della storia. È iniziata presto la giornata veneziana del premier Giuseppe Conte, che ha assicurato l'impegno del governo per risanare le ferite di una città che il sole non riesce a coprire. Già oggi la firma dello stato d'emergenza. Nel giorno dei ministri di oggi adotteremo il decreto che dichiara lo stato d'emergenza, ci è stato richiesto dal Presidente della Regione. E poi questo ci consentirà ovviamente di varare già le prime dotazioni finanziarie per quanto riguarda le spese di primo soccorso, le spese volte a ripristinare la funzionalità dei servizi. Subito i primi ristori, 5.000 euro a ciascun privato e 20.000 per le imprese. Questi soldi potranno arrivare subito e ovviamente saranno per ristorare i danni. Annunciata poi la convocazione del comitatone per Mose e grandi navi il 26 novembre. A breve la nomina del supercommissario per il Mose che, ha detto il ministro alle infrastrutture Paola De Micheli, sarà Elisabetta Spitz, ex direttore dell'Agenzia del Demanio. Commissario infine il sindaco Brugnaro. In prefettura e poi a Pellestrina anche il governatore Zaia. Abbiamo parlato delle modalità, abbiamo parlato della possibilità e ho anche chiesto che siano dati pieni poteri al sindaco su questo fronte. Spero che venga accolto anche questo, limitatamente la città di Venezia. Dopodiché ovviamente saranno tutte le intese con la regione. Mose, la partita del Mose è fondamentale risolvere, vedere Mose in funzione. Ricordo che questo è un cantiere dello Stato e non della regione del Veneto. C'è ancora qualche lazzarone in giro che pensa che sia un cantiere della regione.